Buongiorno, Ok, ti vediamo mi e ti sentiamo vedete? perfettamente, quindi entriamo in Ok, onda in FM in un secondo. perfetto. Abbiamo ascoltato Gary Go con Wonderful e da qui torniamo al nostro Open Day Cinema come ogni martedì mattina su Radio In ed è il momento di introdurre l'ultimo ospite di questa lunga giornata di cinema. Un ringraziamento particolare a chi ci ha fatto da ponte per questo collegamento, che è Nicola Conticello. Quest'oggi presentiamo I Fuorigioco, è un film che da poco è entrato in piattaforma Prime Video, che Diego, io ieri sera ho visto, mi mancano soltanto poche parti per finirlo e quindi so di cosa parliamo. Benvenuto intanto a Diego Cannavò, regista dei Fuorigioco. Grazie e buongiorno a tutti. È molto bello quando riusciamo a gettare un ponte tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale, un film prodotto dal Centro Studi Artistici di Acireale, che è presieduto dall'attore e direttore artistico Carmelo Rosario Cannavò. Allora, Diego, avete messo mano ad una scrittura complicata, complessa, con temi di scottante attualità. Primo start luglio 2020 in piena pandemia. Ecco, raccontaci un po' questa evoluzione filmica. Sì, esatto. Noi prevalentemente come Centro Studi Artistici, che appunto è la nostra appunto associazione produzione, abbiamo sempre fatto spettacoli teatrali, abbiamo sempre prodotto spettacoli teatrali per ragazzi, per adulti, per le stagioni teatrali. Quindi non abbiamo mai fatto cinema dal punto di vista appunto della produzione. Solamente che con l'arrivo del Covid siamo rimasti chiusi in casa, non potendo più fare teatro, non potendo più fare i corsi di recitazione con i ragazzi. A quel punto non potevamo fare nulla. Le prime riaperture riguardavano proprio il cinema, quindi la possibilità di poter fare delle riprese e quindi creare un film. E tutto è nato lì, quando appunto Carmelo Rosario Cannavò, che è anche mio padre, dice ai ragazzi: ma invece di fare il saggio di fine anno al teatro, perché non facciamo un film e poi lo proiettiamo al cinema, così semplicemente tra di noi, con le famiglie, e poi finisce lì. Quindi diciamo che non c'era alcuna ambizione, niente, non avevamo una troupe alle spalle, una produzione con un budget, insomma eravamo semplicemente noi che avevamo questa idea di fare semplicemente il saggio di fine anno, e quindi nel 2020 appunto, nel periodo della pandemia, e quindi con tutte le dovute precauzioni, anche i problemi inerenti alle restrizioni, zona rossa e tutto quello che concerne, abbiamo fatto queste riprese fino a poter proiettare il film 2 anni dopo, appunto nel luglio del 2022. Arriviamo al cinema e quindi facciamo questa proiezione. E lì è stato poi il pubblico a decretarne il successo. Cioè, noi appunto non avevamo alcuna ambizione, ma il pubblico è rimasto entusiasta del film, il cinema stesso ci ha chiesto poi di replicarlo ancora, abbiamo avuto sempre il pienone, quindi abbiamo capito che forse avevamo tra le mani un prodotto che aveva qualcosa da dire, nonostante appunto le mancanze tecniche che avevamo. Però questa è una cosa bellissima, perché la risposta più bella che si possa avere, non esiste di migliore. Assolutamente, certo, poi è il pubblico a decretare il successo di ogni produzione, insomma. Senti, e quindi siamo arrivati appunto anche a festival cinematografici, perché abbiamo detto: allora a questo punto scommettiamo su questo film, e quindi abbiamo provato a mandarlo in vari festival cinematografici ed è stato selezionato, è arrivato in semifinale, in finale, quindi insomma tutto per noi è proprio un fenomeno, ed è riuscito addirittura ad arrivare adesso su Amazon Prime Video. Senti Diego, è molto bello questo racconto e corrisponde esattamente alla visione del film, che consigliamo a tutti, tra l'altro è in visione gratuita su Prime Video. Quello che mi colpisce tantissimo è di come la scrittura sia molto aderente alla realtà. Immagino la scena del preside, immagino il ragazzo che viene tirato a forza dalla professoressa davanti al preside, e usa
utilizzo un termine non disagiato, aiutami tu, perché voglio dire lo hai scritto, che poi voglio dire viene assolutamente ripreso anche dall'attore che deve condurre questo laboratorio e che si rivolge soprattutto agli ultimi, i cosiddetti fuorigioco. Sì, noi abbiamo deciso, proprio perché i ragazzi dovevano essere i protagonisti, abbiamo detto cosa possiamo raccontare, e ovviamente ci siamo avvicinati al loro mondo e quindi raccontare di tutti i possibili disagi che ci possono essere nel mondo giovanile, anche riprendendo un po' dal mio stesso vissuto, diciamo che quell'inizio che dici tu del preside, dell'insegnante, è un po' quello che hanno passato molti ragazzi, e in primis anch'io ho avuto qualche esperienza. Inizialmente sono stato in una scuola nella quale non venivo capito, non venivo molto compreso, e gli insegnanti spesso, se non trovi la persona giusta che cerca di comprendere quali sono le tue attitudini, le tue passioni, magari cerca appunto di emarginare piuttosto che scavare dentro Questa è una cosa di te. gravissima, questa è una cosa di una gravità inaudita. Sì, esatto, perché appunto gli insegnanti dovrebbero essere le prime guide che possono farti comprendere quello che tu sei e quello che tu potrai anche diventare, quindi darti gli strumenti necessari per poter poi uscire fuori. E diciamo che Vai. sì, dicevo che inizialmente anche io ho avuto questi problemi, poi non appena ho cambiato scuola ho trovato poi tutt'altro mondo, quindi insegnanti appunto come Totò Belfiore nel film che incentivavano, diciamo, le mie attitudini. Noi come sempre abbiamo 2 canali sui quali ci muoviamo, uno che racconta parole e musica, un altro che va attraverso anche le immagini. E allora, per chi ci ascolta attraverso la radio, attraverso la app, è il momento di ascoltare Levante. Questa è la sua Tiki Bom Bom. Mentre qui possiamo continuare a parlare con quelli che sono i nostri spettatori che seguono in streaming attraverso la pagina Facebook di Radio In. Ci vediamo il trailer dei fuorigioco. Cosa vuol dire per voi miglioramento? Farsi rispettare. Allora non è questo il tipo di miglioramento che intendevo. Perché forse, cioè sicuro, ci prendono per perdenti o sfigati e quindi vogliono farci fuori. Bocciare, va? Io ti sto offrendo la mia esperienza, la mia capacità per aiutare i ragazzi ad essere migliori. Gli sfigati gli sono dato un nome, come una squadra, no? Adesso si fanno chiamare i fuorigioco. Che può? Un cane mi ha inseguito fino a qua, mi voleva sbranare. Ma quale quello? Qui nessuno ha fiducia in voi. Io invece sì. E perché? Perché siete dei perdenti. Come me. E qui abbiamo percepito anche tutta la passione con la quale questi giovani protagonisti si sono cimentati in questo lavoro, Diego. Sì, diciamo che per molti era, per la maggior parte, la primissima esperienza davanti ad una macchina da presa, ed io stesso ho cercato di coglierne il più possibile la loro autenticità, la loro appunto naturalezza, quindi cercavo di non farli sentire troppo costretti proprio all'interno della macchina da presa. Infatti ci sono anche delle scene in cui loro eseguono degli esercizi e lì appunto io ero un po' uno spettatore invisibile che giravo tra di loro con la macchina da presa e loro eseguivano i loro esercizi e io poi in montaggio ho unito, diciamo, tutte le parti, però appunto volevo la massima libertà per loro affinché proprio il pubblico dovesse proprio vedere la verità che c'è dietro ogni ragazzo, la loro vita, il loro pensiero, la loro parola, per immedesimarsi appunto
in ogni vicenda. Torniamo anche in diretta dal nostro pubblico radiofonico. Riunifichiamo il segnale dopo aver visto anche le immagini, alcune immagini di Fuorigioco, un trailer che ci ha già incuriosito tantissimo, dobbiamo dire la verità. È stato bellissimo che Diego con grande sincerità abbia anche palesato quelli che sono dei limiti magari tecnici che possono essere parte anche caratterizzante di questo lavoro, di questo film, che però ha visto grande passione, grande professionalità, grande impegno e grande coinvolgimento di tanti protagonisti, alcuni veramente giovanissimi, altri che hanno contribuito con il pizzico di esperienza in più a bilanciare quello che poi è stato un risultato corale che ha visto il pubblico continuare a cercare queste proiezioni per poter raccontare appunto questo Fuorigioco che vi stiamo raccontando anche questa mattina qui all'interno del nostro Open Day Cinema. Senti Diego, quando un film aiuta, è educativo, è pedagogico, quando lo proiettate agli studenti nelle scuole, che tipo di reazione vi arriva al termine del film? Fate un Q&A dove affrontate temi come il bullismo, il sopruso, sono temi molto ricorrenti nel gruppo dei pari delle scuole, ma mi interessa sentire da te il feedback che vi arriva al termine della visione del film. Sì, quella diciamo è la parte più bella, la fine del film, perché i ragazzi vedono il trascorso di questi ragazzi e si possono immedesimare e inoltre li vedono anche spesso seduti in sala a guardare il film con loro, quindi hanno un po' anche la loro fiducia avendoli visti sul grande schermo, che superano tutte quelle peripezie. E a fine film c'è generalmente un grande applauso, credo anche liberatorio, da parte dei ragazzi che seguono sempre attentamente tutto il film, e alla fine creiamo anche un dibattito, appunto perché, come hai detto tu, affrontando varie tematiche è normale che magari qualche ragazzo abbia voglia di esprimere una propria opinione, di fare una domanda, spesso curiosità anche su ma come avete fatto a fare quella cosa, come avete fatto a fare quell'altra, sapendo appunto che non avevamo alcun mezzo. Ma spesso vi sono anche domande più interessanti, come ne ricordo ad esempio una quando un ragazzo si avvicinò al microfono e chiese: ma voi cosa consigliate a un ragazzo che è vittima di bullismo? Quindi dà modo di poter parlare di questi temi e poter ricevere anche la risposta da ragazzi che sono poco più grandi, come dei fratelli maggiori, e che hanno visto poco prima sul grande schermo. E quindi questo secondo me è molto importante, è un messaggio importante ed è un'occasione per poter toccare molti temi e far sì che magari qualcuno più debole, che è un po' più chiuso in se stesso, abbia il coraggio, la forza di parlare, di capire che se magari subisce qualcosa la soluzione non è stare in silenzio. Spesso si crede che il silenzio sia una forza e invece no, ed è anche quello che abbiamo detto ai ragazzi: parlare, esprimere un proprio disagio, sta lì la forza. Non è una debolezza, parlare è la più grande forza, perché ti permette di poter uscire fuori e di poter trovare soluzioni al tuo problema e trovare anche gente che ti starà vicino e ti sosterrà per riuscire a superare qualsiasi situazione. Bellissime parole queste tue, Diego. Bravo, fondamentali. complimenti Diego. Ma dopo questo inaspettato successo di Fuorigioco, qual è il tuo prossimo obiettivo? Appunto, credendo a questo progetto, noi al momento speriamo in qualche produttore che magari appunto voglia credere in questo progetto, e noi pensiamo che questo sia semplicemente una puntata pilota di quello che potrebbe essere appunto una serie TV nella quale si vanno ad analizzare ancora di più ogni ragazzo, la propria famiglia. State già scrivendo? Abbiamo tante idee. Ok. Scrivendo no, però tante idee ci sono, quelle sì. Già un primo passo è stato fatto, Diego, di stare in piattaforma Prime Video, sì. E non è cosa
cosa da poco, in chiaro. Quindi, è fantastico, è bellissimo questo. È importante. Quindi l'invito lo facciamo a tutti, Dai. andate su Prime Video, andate a vedere Fuorigioco, guardatelo con la consapevolezza che tutto è nato dalla voglia di fare, che già è una cosa bellissima, perché mentre la noia totale vince E di Sanremo, mettersi in dall'altra gioco. parte ci sono giovani che invece hanno voglia Brava. di fare, di sperimentare, di anche provare a fare, non ti dico il passo più lungo della gamba, ma le cose da grandi, no? Mettersi in Provi a gioco. fare le cose da grandi e poi si vede, perché le cose comunque fatte con passione si apprezzano. Dici, quella cosa lì si vede, ma ci voleva 1 milione di euro per farlo diversamente. Io non ce l'avevo, ci ho messo il cuore, l'anima e tutta la passione e il risultato comunque è arrivato. Quindi Diego, noi ti facciamo i complimenti, ovviamente li facciamo a te, ma che arrivino a tutto il gruppo che ha lavorato a Fuorigioco, e incrociamo le dita e facciamo un grassissimo in bocca al lupo. Dovessero esserci belle novità, faccelo sapere, perché vogliamo essere i primi qui a Open Day Cinema a raccontarle, mi raccomando. Assolutamente, grazie mille anche a voi per l'opportunità. Ciao, grazie Diego, salutiamo ciao. papà che Ciao. tanto ti ha incoraggiato. Torniamo fra pochissimo, c'è la pubblicità.